Diciamo che però con l'allargamento a 25.000 euro di limite ISEE, anche per effetto dei cambiamenti dell'ISEE stesso, riusciamo a dare risposta a una platea ancora più ampia rispetto agli anni precedenti. E quindi non solo le persone in difficoltà, ma anche la cosiddetta fascia medio-bassa che riesce ad avere attraverso uno sconto tariffario almeno un sollievo a una situazione di crisi economica che chiaramente continua per quanto riguarda il nostro territorio e per tutta la nostra regione. Una collaborazione tra un'azienda privata e i sindacati appunto per un risultato a cui poi possono accedere le famiglie del territorio? E qui in qualche modo si incontra un impegno politico che i sindacati confederali si sono dati per cercare di avere sempre più tariffe di carattere sociale che riconoscano alcune esigenze e risposte in particolare alle famiglie trevigiane, e si unisce a questo impegno politico alla sensibilità di un'azienda che nel territorio investe, continua a investire e capisce che nell'interlocuzione col sindacato riesce a dare risposta alla sua clientela, che per quanto ci riguarda chiaramente sono le famiglie e i cittadini trevigiani e veneti. Si può esportare anche in altri settori questo accordo? Beh, in realtà in parte l'abbiamo già fatto, perché un accordo ad esempio con la società dei rifiuti Savno ha in qualche modo ricalcato quelle che sono il modello creato da Ascotrade. Noi ci auguriamo che la stessa cosa avvenga per l'acqua e per il trasporto pubblico. In questo senso alcuni segnali anche negli anni precedenti sono già stati dati. I risultati infatti che conseguiamo ogni anno ci danno da un lato soddisfazione perché le persone hanno risposta, però dall'altro lato ci danno anche la misura delle difficoltà delle famiglie. Nel 2014 le famiglie trevigiane erano oltre 7.000, nel 2015 sono calate semplicemente perché il calcolo dell'ISEE è cambiato e siamo attorno alle 5.000 famiglie. Questi dati comunque dimostrano di un perdurare di una difficoltà economica. Noi ci auguriamo che le risposte, grazie all'allargamento a 25.000 euro di ISEE, sia ancora più ampio e che in qualche modo si dia sollievo alle famiglie anche attraverso questo sconto.